La consigliera regionale Erika Baldin sta cercando modi per monitorare le strutture per anziani, quali la possibilità per i comitati degli ospiti e dei familiari di accedere alle strutture anche in mancanza di preavviso. Ciò renderebbe più trasparenti le RSA e le case di riposo a costo zero. A tal proposito, la consigliera ha presentato una proposta di legge sottoscritta anche dai colleghi Guarda, Ostanel e Lorenzoni. Lo scopo è tutelare le persone più deboli, in primis anziani e disabili, ospitate all'interno di strutture assistenziali, attribuendo ai comitati la facoltà di effettuare verifiche e controlli all'interno delle strutture. E spiega: i controlli dovranno avvenire ovviamente nel rispetto della vita privata degli ospiti, della loro salute, delle cautele di carattere sanitario, tutelando al contempo la privacy e i diritti dei lavoratori all'interno delle strutture e senza intralciare in alcun modo il lavoro del personale sanitario. I risultati dei monitoraggi dovranno essere poi trasmessi con continuità al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che nel caso in cui ne ravvisi la necessità agirà di competenza. L'obiettivo finale è monitorare la qualità della vita degli anziani, evitando il ripetersi di fatti di cronaca aberranti che si sono visti perpetrare ai danni degli ospiti di alcune strutture. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.